I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Agrigento hanno denunciato e sanzionato un imprenditore titolare di un cantiere ferroviario sulla tratta Agrigento-Porto Empedocle per delle irregolarità legate alla sicurezza dei lavoratori. I militari dell'Arma dei Carabinieri, unitamente agli ispettori della Regione, hanno eseguito un controllo sul cantiere nell'ambito dell'operazione Safety First. Gli accertamenti di questo tipo si sono intensificati dopo la tragedia di Brandizzo, che è costata la vita a 5 operai travolti da un treno, e sono stati coinvolti anche diversi operai siciliani. I titolari della ditta in particolare vengono contestate diverse violazioni: l'omissione della collocazione dei parapetti sui ponteggi, non aver installato i servizi igienici, non aver presentato il progetto per l'installazione del ponteggio, di non aver redatto il documento tecnico con impianti di montaggio. Per questo motivo l'imprenditore è stato denunciato e nei suoi confronti anche una sanzione di diverse migliaia di euro.